Salve, tifosi del Napoli. Abbiamo un altro aggiornamento scottante dal mercato dei trasferimenti. Con l'accordo di Romelu Lukaku temporaneamente sospeso, il Napoli ha iniziato a esplorare nuove opzioni per rafforzare l'attacco. Uno dei nomi emersi è quello del giovane attaccante Samu Omorodion dell'Atletico Madrid. Volete saperne di più su questa disputa con la Juventus? Allora lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sia il Napoli che la Juventus starebbero tenendo d'occhio Samu Omorodion, l'ex attaccante dell'Alaves ora all'Atletico Madrid. Il giovane attaccante spagnolo, che era stato preso in considerazione dal Chelsea, è rimasto nella capitale spagnola dopo la rottura delle trattative con il club inglese. Ora, sia il Napoli che la Juventus hanno sondato l'Atletico sulla possibilità di ingaggiare Omorodion. La grande sfida in questa trattativa è la posizione dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo non è disposto a cedere Omorodion in prestito, il che complica i piani di Napoli e Juventus, che preferirebbero questa formula. Ciò significa che per prendere l'attaccante sarà necessario un investimento maggiore, il che mette sotto pressione la trattativa. Omorodion, con il suo potenziale e la sua gioventù, è visto come una scommessa interessante per l'attacco del Napoli. La sua capacità di finalizzazione e il suo fisico imponente potrebbero offrire nuove alternative al settore d'attacco di Antonio Conte. La concorrenza con la Juventus rende questo possibile acquisto ancora più interessante e cruciale per le ambizioni del Napoli nella prossima stagione. Vedremo mai Samu Omorodion con la maglia del Napoli? La corsa è aperta e nei prossimi giorni potremmo assistere a sviluppi importanti. Cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Omorodion sarebbe un buon acquisto per la nostra squadra? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per seguire tutte le novità sul mercato dei trasferimenti. Forza Napoli e alla prossima!